Allora, eccoci qua. Intanto ringrazio Claudio per questa bella serata. Sottoscritto per venirvi a trovare, si è sciroppato 700 km. Non sono proprio pochi, ma vedendo questa serata così partecipata sono contento, ne valeva la pena. E poi non solo io mi sono sciroppati, magari per altre vie, non so dove sei andata, ma ecco. E quindi va bene così. Anch'io mi associo, lasciatemi fare per favore qualche saluto, perché ho ritrovato qui il mio vecchio collega, ma soprattutto vecchio amico Rinaldo Bosco, che è venuto a trovarci, quindi grazie Rinaldo che sei qua. E chissà mai che non riusciamo a convincerti a tornare in questa congrega. Intanto che parlavano Claudio e Francesca e davano le motivazioni che è inutile sulle quali io ritorno, perché sono esattamente anche le mie per le quali abbiamo dato vita a questa avventura. Però immaginavo, guardandovi negli occhi, che qualcuno dicesse: ma questi sono matti, sono sognatori, o peggio, nel mio caso, nostalgici. Ci fu Capanna, non so se lo ricordate, quel leader della sinistra, che scrisse quel libro formidabile di quegli anni, perché erano gli anni della sua giovinezza, quando lui era il padrone di Milano. No, io non credo che siamo tutto ciò, perché la domanda da farsi è un'altra. Ma dopo tanti anni di lotta esiste ancora la questione settentrionale o non c'è più? Questa è la domanda che dobbiamo farci e sulla quale poi darci una risposta. Bene, io potrei tenervi qui per delle ore con dati, grafici, statistiche per dimostrarvi che la questione settentrionale c'è, è pesantissima e ce la nascondono. Dietro altre cose, parlavi prima del fatto che delle notizie sono venute fuori oggi sui giornali che il 43% dei contribuenti IRPEF non versa la lira. Ci danno sempre le statistiche a livello nazionale, la famosa storia dei polli, no? Che se io mangio 2 polli da una parte e quell'altro non mangia polli da quell'altra, allora ne mangiamo una testa. È tutto così, soprattutto per le tasse. Allora ci sono degli intellettuali anche di sinistra, come Luca Ricolfi, che è un sociologo di sinistra, che adesso è odiato alla sinistra perché dice la verità, ha scritto un libro. Luca Ricolfi, professore all'Università a Torino di sinistra, ha scritto un libro che ha chiamato Il sacco del Nord. Il sacco del Nord. Andate sul vocabolario a vedervi la definizione di sacco. Rapina con violenza, cose di questo tipo. E lui nel libro scrive, facendo uno studio sui flussi finanziari che ci sono nel paese, ma io immaginavo di scrivere il libro e intitolarlo I flussi finanziari in Italia, i cespiti dove nascono, eccetera, eccetera. Quando ho letto le conclusioni da me tirate, l'ho intitolato Il sacco del Nord. E attenzione, perché se negli anni 80 e 90, quando nasce la vecchia Lega, c'erano delle condizioni socio-economiche per le quali l'industria italiana e lombarda e padana tirava, era in grado di sopportare il carico di tutto il paese. Oggi le cose sono cambiate. Ci teniamo a quello che abbiamo costruito o no? Ci teniamo a quello che i nostri padri ormai hanno costruito. Io non ricordo mio padre che ha vissuto il miracolo economico italiano, io di riflesso, con dei sacrifici immensi, e ci hanno costruito un paese che, insomma, tutto sommato, non era malaccio. Noi 20 anni fa eravamo la 7ª potenza economica mondiale. Qualcuno dice: ma voi parlate sempre di soldi. No, noi parliamo non solo di soldi, ma ricordo che
comunque i soldi sono la benzina per una vita degna, perché senza soldi non è una vita degna. E allora se i soldi te li sei guadagnati con i sacrifici di generazioni e con i tuoi, qua vedo un po' tutti con i capelli bianchi, sarebbe bello vedere anche dei giovani come voi, ma sono sicuro che tutti voi vi siete fatti un mazzo così, non uso un altro termine, per cercare di garantire una vita degna a voi e alle generazioni che vengono. Attenzione, perché se andiamo avanti su uno Stato centralista come questo, quelle cose lì non avverranno più, perché se andate a vedere gli indicatori economici sono tutti in discesa, tutti quanti. La globalizzazione da un lato e l'euro dall'altro ci sta strangolando. Noi non ce ne accorgiamo perché come il salame, sapete la nostra fetta del salame, tiro via una fetta adesso, il salame è ancora intero, poi ne tiro via un'altra domani e il salame è ancora intero, tiro via, alla fine il salame non c'è più. L'Argentina tra le due guerre mondiali era l'ottava potenza economica mondiale, adesso sono lì con le pezze, non dico dove. Guardate che noi rischiamo di fare quella fine. Noi siamo diventati la 20ª potenza economica mondiale in questo momento. Non tanto distante da voi c'è la KTM, Mattighofen, che non è distantissimo da qua, penso che un paio d'ore sei su. Io ci andavo da giovane quando lavoravo nel campo delle motociclette, è saltata per aria. L'ha comprata una grossa azienda indiana che ha detto: ragazzi, scordatevi che le moto le facciamo in Europa, da domani scriviamo KTM ma le moto le facciamo in India. E allora noi, i friulani, i lombardi, i veneti, possiamo sopportare ancora il peso di un centralismo che ci rapina e ci turlupina tutti i giorni? Possiamo ancora sopportare una Roma che fa leggi contro di noi, perché il centralismo romano di Bruxelles è nemico nostro. Vi cito gli ultimi casi, guardate gli ultimi casi, che passano via e chi non è addetto ai lavori manco se ne accorge, no? Hanno fatto una legge votata ovviamente anche, votata da tutta la maggioranza ma anche dall'opposizione, secondo la quale, per un meccanismo perverso che non si può dire se no ti dicono che sei razzista, tra 10 anni non ci saranno più studenti di medicina del nord, non ci saranno più. I nostri giovani non riusciranno più a fare i medici. Perché? Perché si sono inventati questo sistema. Pensate, sapete che in medicina c'era il numero chiuso, che hanno fatto il numero chiuso, una furbata gigantesca di una decina di anni fa, il risultato è che adesso ci sono più medici, va bene? Allora hanno fatto una legge che abolisce il numero chiuso, però le facoltà di medicina più di tanto non riescono ad assumere come medici. Quindi gli studenti il primo anno si iscriveranno tutti a medicina, poi per andare avanti, siccome ci saranno più studenti che posti liberi, hanno fatto una graduatoria nazionale, quindi chi ha i voti più alti va avanti e chi ha i voti più bassi va a fare. Dalle mie parti dicevano una cosa, va a fare meccanico, cioè per dire che poi magari se voi i meccanici guadagnano più dei medici ai tempi, va a fare altro. Perché questo accade? Perché lo testimoniano le statistiche infarsi. Al sud gli studenti del sud pigliano voti più alti di quelli del nord, e questo capita sempre, solo che non aveva nessuna ricaduta pratica. Con questa legge i padani si dimenticano di fare i medici. Questa è una delle tante cose. Parliamo dell'autonomia. Non vi invito a leggere la legge perché è complicata, però chi ha voglia vada a leggersela che è da ridere. Quindi quella roba lì non avverrà mai. In compenso adesso stanno votando a Roma
una riforma costituzionale per Roma Capitale, cioè il Comune di Roma, che ha accumulato in un po' di anni 10 miliardi di euro di debiti, diventerà a livello della regione. Qui da un lato fanno finta di portare avanti l'autonomia per noi, ci attacchiamo il tram, come dicono in Lombardia, ma dall'altro votano l'autonomia di Roma. Roma Capitale avrà delle risorse da spendere in più ancora, ma di queste cose potremmo parlarne. Le graduatorie, ne parlava prima Francesca, le graduatorie vivrete anche voi, immagino, questo tema qui, perché noi in Lombardia abbiamo i meridionali che vincono sempre i concorsi, vengono in Lombardia, si accorgono che a Milano la vita è insostenibile, quindi aspettiamo adesso le vacanze di Natale che tornano a Chilo Paese e non tornano più, e i nostri studenti si attaccano al tram. Sono tutte cose che ogni giorno capitano, e la risposta a queste cose è soltanto un regionalismo più spinto. Chiamiamolo federalismo, chiamiamolo autonomia, chiamiamolo come vogliamo, ma si deve chiamare autogoverno, dobbiamo essere in grado di autogovernarci. Questo tema esiste, è lì e ha delle ricadute. Questo è un dato di fatto, le gabbie salariali. Ragazzi, a Milano una camera costa 1.000 euro al mese. Gli operai che guadagnano 1.000 o gli impiegati guadagnano 1.300 euro, non possono più campare. Eppure è tutto uguale, no? La vita da altre parti costa meno, e quindi se tu riesci a campare c'hai una vita degna, se non campi una vita degna non ce l'hai. Questo è il dato di fatto, e sono tantissime le cose. E so adesso cosa pensate, no? Tu che cacchio hai fatto 30 anni a Roma? Dite la verità che qualcuno ha pensato, alzi la mano. Vedi? Bravo. Ne abbiamo uno sincero. Allora qui vi faccio notare una cosa che non vi dice mai nessuno, la dico solo io, forse è appena puttanata, non lo so, adesso vediamo. Scusi signora la parolaccia, adesso non la dico più. Attenzione che a Roma, in regione, dovunque, non conta soltanto quello che si fa, ma conta anche quello che si impedisce che venga fatto di male. Sicuramente la Lega in questi 30 anni di lotte di governo a Roma ne ha impedite tante di cose brutte. Vi faccio solo un esempio: quando io sono andato a Roma c'era ancora la Cassa del Mezzogiorno. La Cassa del Mezzogiorno adesso è stata abolita, ma guarda caso è tornata. Si chiama in un altro modo, si chiama PNRR, si chiama Ponte di Messina, zona economia speciale, si chiamano zone economia speciale, ma quelle, guarda, quelle sarebbero ancora, perché le zone economia speciale premiano chi lavora, giusto? Insomma, si chiamano reddito di cittadinanza, non si chiama più Cassa del Mezzogiorno, ma si chiama quella roba lì. Perché è tornato questo meridionalismo? Perché non c'è più nessuno che difenda il nord, questo è il dato di fatto. E allora noi, qualcuno più giovane, qualcuno più vecchio, abbiamo deciso che non possiamo sopportare che tutto ciò accada senza ribellarci, non possiamo sopportare che tutto ciò accada senza che qualcuno dica ancora no, guardate che noi non ci stiamo, no, guardate che ci raccontate delle balle. Perché vedete, io vedo altri nostri amici, chiamiamoli sicuramente così, sono usciti dalla Lega, hanno fatto altri movimenti, altre associazioni, ma hanno ancora l'ossessione della Lega. Sta lì a guardare, adesso vedevo ci sono alcuni marchigiani ex parlamentari che stanno lì a analizzare la Lega ha perso così, la Lega, ma chi se ne frega? A noi non interessa niente della Lega, la Lega ormai è un partito centralista, facciano quello che vogliono, per me sono uguali agli altri paesi centralisti e noi andiamo avanti per la nostra strada. Però non sopportiamo che ci raccontino le storielle.
Adesso c'è la vulgata che il ponte di Messina servirà perché così le merci, anziché venire fino a Genova e Trieste, perché guardate, ci sono 3 porti in Italia che sono in grado di accogliere le grandi navi container che girano il mondo. Sono Gioia Tauro, che sta andando in malora perché per vari motivi ambientali, cioè ormai Gioia Tauro è il principale hub della droga, purtroppo. Gioia Tauro e Civitavecchia. Mettono la droga in mezzo alle banane di solito, quelle robe lì. No, sto scherzando, Civitavecchia è un grande porto bananiero, ma guarda caso in mezzo alle banane arriva anche la droga. E Gioia Tauro lo stesso. E poi sono Trieste e Genova. Adesso ci dicono che con il ponte di Messina metteranno le merci, arriveranno in Sicilia e arriveranno su al nord e anche al nord Europa. Peccato che in Sicilia non c'è un porto, uno che possa accogliere queste navi. Quindi, allora, per favore, fatevi il vostro ponte perché vi piace, ma non raccontateci le storielle. Potrei tenervi qui per un sacco di tempo a fare gli esempi di questo tipo e dirvi perché bisogna combattere. Oggi non c'è nessuno che combatte a Roma, quindi le leggi passano continuamente passano le leggi di questo tipo. Se non c'è nessuno giù a sorvegliare, che Rinaldo lo sa, ti ricordi cosa facevamo noi? Arrivavano le leggi in commissioni, se c'è dentro qualche porcheria la denunciavamo. Adesso non denuncia più niente nessuno. C'è ancora qualcuno di buona volontà, c'è Paolo Franco in Veneto, che è un altro nostro ex collega, che è bravo a spulciare i testi di legge e intanto tira fuori queste cose. Ma giù a Roma non c'è nessuno e quindi queste cose passano, noi non ce ne accorgiamo e beatamente poi ci lamentiamo perché facciamo sempre più fatica a tirare alla fine del mese. Ma noi non ci vogliamo occupare soltanto, diciamo, delle cose macro. Io ho un mio collega, ex ministro, anche lui, che qualsiasi problema dice facciamo come la Svizzera, abbiamo risolto. È facile dire così. Però ci occupiamo anche dei problemi quotidiani della gente. E sicuramente uno dei problemi quotidiani più importanti per i quali abbiamo anche organizzato questa serata è la questione della legittima difesa. E vabbè, qui entro anche un po' nel mio campo perché me ne sono occupato subito io di questo problema. Perché vedete, quando io sono arrivato al Ministero, ormai lontano 2001, mi sono accorto immediatamente di una cosa. Qual era la cultura dominante e che ancora oggi in qualche modo meno di allora, perché qui abbiamo fatto un certo lavoro culturale, è stato fatto, quindi abbiamo cambiato un po' le cose, era che soprattutto per la fortissima spinta dei radicali e delle sinistre, era tutto ribaltato, i galeotti avevano sempre ragione e i poveracci dei cittadini che avevano subito furti, crimini e tante ingiustizie avevano sempre torto. Tant'è che io sono arrivato, ho visto, c'era l'associazione Antigone che difendeva i delinquenti, c'era la famosa associazione Nessuno Tocchi Caino, che io ho detto come una delle mie prime affermazioni, ho detto ragazzi, per me viene prima a bere, quindi cercherò di difendere a bere. E poi Caino, se c'è abbastanza tempo, vedremo, no? E quindi abbiamo cercato di fare una serie di norme che andassero con questa filosofia. E 2 problemi grossi erano, uno, la certezza della pena, che in Italia ancora oggi, anche se qualcosa è cambiato, è ancora molto aleatoria, e l'altra era una questione insopportabile perché, questo è un dato di fatto, è vero, nella magistratura italiana c'è una serie di magistrati orientati a sinistra che hanno questa mentalità. Nessuno deve toccare Caino e Abele vada pure quel paese. Per cui ci trovavamo di fronte a una serie di processi nei quali un cittadino che si trovava, ma provate a pensare, non so se è capitato a qualcuno di voi, a qualche mio amico è capitato, tu nel bel mezzo della notte ti svegli e ci vedi un signore ai piedi del letto, nel buio della stanza. Allora, secondo quello che dice la sinistra, gli dovrebbero dire no, scusi, per favore, lei adesso dichiari se intende ammazzarmi
intende strozzarmi oppure se vuole rubarmi solo l'orologio. Perché se intende ammazzarmi allora posso difendermi, se invece mi dichiara che mi ruba solo l'orologio io non posso toccarla, quindi per favore lì c'è l'orologio, vada pure. Perché questo accadeva, perché veniva interpretata la norma sulla legittima difesa in questo modo, cioè che la norma diceva, è un fatto sacrosanto, detto così in un paese normale senza la magistratura di sinistra, che la difesa deve essere commisurata all'offesa. È chiaro che se tu mi minacci a mani nude, non è che posso tirare fuori la pistola e spararti. Fino a un certo punto, se mi minacci a mani nude sei Schwarzenegger e io sono io, e allora le cose cambiano. Oppure dicevo no, perché gli hai sparato nel fianco, vuol dire che quindi quello là si stava girando, stava andando via, quindi la minaccia non c'era più. Insomma, risultava che il povero disgraziato che si era difeso, o aveva difeso i propri figli e le proprie cose, perché intanto non è vero che chi entra in casa tua è soltanto uno che vuole rubare cose materiali, viola il luogo sacro in cui tu vivi. Adesso ci arriveremo a questo, che il domicilio è il luogo sacro in cui tu vivi, e non è che lo diciamo noi, lo dice anche la Costituzione, che il domicilio è inviolabile, va bene? E allora abbiamo cercato ho fatto io una modifica, cercando di dire attenzione che se tu sei minacciato in casa tua, la reazione che tu poni in essere è sempre commisurata alla minaccia. Tu non puoi sapere se quello che è arrivato in casa tua ti vuole ammazzare o semplicemente vuole rubare l'orologio. E quindi tu sei autorizzato a pensare che il pericolo a cui tu sei sottoposto è massimo. Ma anche lì è venuto fuori che i magistrati hanno resistito, hanno cominciato a dire no, ma quello lì non era in casa perché stava ancora cercando di sfondare la finestra, quindi era fuori. C'è stata fatta un'altra riforma 2 anni fa, voluta da Salvini, che secondo noi non è fatta bene, tant'è vero che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, per venire incontro al cittadino e perché finisse una volta per tutte questa che è una vera e propria ingiustizia per la quale l'onesto subisce un processo, perché guardate, ci sono stati dei casi in cui il ladro, il malvivente, perché fosse un semplice ladro un conto, uno che cerca di entrare in casa tua intanto che tu sei dentro, non è un ladro, come minimo un rapinatore, ha fatto causa al derubato e la vinta si è visto dare anche centinaia di migliaia di euro. Cioè una roba che per i cittadini comuni, come credo noi siamo, non sta né in cielo né in terra. Di più, gli agenti di polizia che pigliano un sacco di legnate durante le manifestazioni democratici con la K, le abbiamo visto ancora a Milano l'altro giorno, se reagiscono vengono anche loro puniti duramente, perdono lo stipendio, si devono pagare il processo, e quindi abbiamo cercato di fare da un lato una norma che andasse a chiarire ulteriormente, quindi togliesse spazio di manovra di interpretazione al magistrato progressista di sinistra per colpire la vittima e lasciar perdere il delinquente, e quindi abbiamo fatto una norma, non sto qua a spiegarla perché anche tecnicamente un po' insomma, quando andate dentro a scrivere le leggi sempre non c'era scritto un avvocato sta roba, l'ho aiutato anch'io, però l'abbiamo fatta un po' con gli avvocati, che va appunto a definire ancora meglio questo dato per evitare che avvengano queste ingiustizie. E quindi abbiamo pensato, facciamo una legge di iniziativa popolare, perché adesso è interessante, perché raccogliere 50.000 firme con i pacchetti in 6 mesi le dura, Però adesso da qualche tempo c'è questa possibilità di firmare con lo SPID, quindi potete farlo tranquillamente a casa e cambia tutto, perché ora le 50.000 firme diventano anche la portata di un partito piccolino come il nostro che non ha certo un'organizzazione capillare su tutto il territorio dello Stato. Quindi penso che possiamo farcela.
andremo giù tra non molto, stiamo aspettando la Cassazione, ci dica quando, perché la legge prescrive che debbano andare almeno 10 cittadini elettori italiani a depositare la proposta di legge in Cassazione. Dal momento in cui viene depositata, lo Stato prende atto che tu hai depositato la legge, allora scattano 6 mesi per poter raccogliere le 50.000 firme. Quando è che andiamo giù? A fine ottobre, penso, sì, no? la fine di ottobre. Contiamo andare giù a fine ottobre. Però c'è venuta un'altra pensata che credo sia molto interessante. Siccome tutto verte soprattutto sul domicilio, cioè di quelli che sono assaliti in casa loro durante la notte sostanzialmente, e l'articolo 14 della Costituzione dichiara che il domicilio è inviolabile, noi abbiamo pensato di far assurgere il tema che tu, se sei in un luogo inviolabile, perché è il luogo in cui tu vivi, allevi i tuoi figli, c'hai i tuoi affetti più cari, c'hai le cose che hai accumulato in una vita, tu sei autorizzato a difenderlo in qualunque modo, e quindi abbiamo introdotto questo concetto in Costituzione. Quindi abbiamo costruito un'altra legge, questa volta è una legge di iniziativa popolare che però va a toccare la Costituzione, non il codice penale. Con cui non si può, e no, si può invece, abbiamo fatto le nostre dovute indagini e si può. Quindi le leggi sono due, questa è una grossa novità perché c'è stato forse un precedente di qualcuno che abbia proposto una legge di iniziativa popolare costituzionale. Ci abbiamo pensato noi, è una cosa a cui teniamo molto, vedo che sta raccogliendo anche al di fuori di chi la pensa come noi un notevole successo, e questa qua è una via che perseguiremo, perché se riusciamo a fare questo lo faremo anche su altre norme. Per esempio un'altra norma che sicuramente noi vogliamo modificare sono i concorsi per gli insegnanti, che devono essere assolutamente regionali, perché deve finire questo scandalo dei concorsi statali in cui i nostri ragazzi sono sempre dietro, vincono sempre gli altri, e basta ragazzi. Perché la beffa è doppia, già sarebbe brutto così, ma se poi vai a leggere gli esami Invalsi, che l'Invalsi è un istituto diciamo autonomo, che va a vedere la preparazione degli insegnanti del sud e del nord, i nostri sono sempre più preparati e perdono il posto per quelli là che vincono, no? Ma siamo proprio fessi, non lo so io ragazzi, quindi queste cose devono finire. Ecco, questo credo che stasera vi abbiamo dato un po' una panoramica di quello che stiamo cercando di fare. Siamo piccoli, sì, cresceremo e dobbiamo, se non cresciamo fa niente, andremo avanti lo stesso, perché la fiammella della questione settentrionale, la fiammella dell'autonomia e del federalismo, che io sono straconvinto è l'unica via per riuscire a salvare il nostro popolo, continueremo a portarla avanti. Io lo dico in me, noi siamo come i monaci benedettini nell'Ottocento, non nel 1800, quando nell'Ottocento stavano in cima alle colline e sotto c'erano i barbari che impazzavano nelle pianure, però ci hanno tradotto Aristotele, ci hanno tradotto Platone, ci hanno tradotto il latino e hanno salvato la nostra civiltà. Non siamo così forti noi, però ci ispiriamo a quel modello lì. Io vi ringrazio veramente di cuore e grazie a tutti, se vi abbiamo convinto pensate a noi.